fuoco distruttivo scatenato, un'alta colonna di fumo nero denso che invade il paese e sale su in cielo sullo sfondo dei Colli Iberici. Sono le 8 del mattino a Sossano quando un'azienda che commercia tessuti, la Tex International in via Daniele Manin, viene invasa dalle fiamme. Per fortuna in quel momento nel grande capannone di 2500 metri quadrati non c'è nessuno. Scatta l'allarme, i vigili del fuoco accorrono da Lonigo, da Vicenza, da Este e da Verona con 24 uomini, 3 autopompe, 2 autobotti, l'autoscala e il carro aria. Nell'epoca dei social gli automobilisti di passaggio fanno dei video e li postano, ma l'incendio è un dramma per questa azienda. Questa è un'azienda del territorio, è una buona azienda che tratta tessuti sia al dettaglio che all'ingrosso, tessuti e scampoli di arredamento, e il contenuto è andato irrimediabilmente compromesso senz'altro. Per la struttura esterna sarà da verificare nei prossimi tempi appunto una consistenza strutturale per quanto riguarda la compromissione dell'edificio. L'incendio viene domato dai pompieri che evitano il coinvolgimento del vicino supermercato. Il capannone internamente è totalmente distrutto. Toccherà ai tecnici dell'ufficio di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Vicenza e dei Carabinieri stabilire le cause del rogo. Intanto l'ARPAV effettua i rilevamenti sull'aria. Non c'è stata necessità di emettere alcuna ordinanza per la qualità dell'aria. La colonna di fumo tra l'altro si è elevata in verticale, quindi non è stata spostata dal vento verso i centri abitati, e ci siamo consultati con l'ARPAV e con l'USL, per cui è stato ritenuto di non applicare nessuna ordinanza. Le operazioni di spegnimento sono terminate nel pomeriggio, è stata fatta una verifica ulteriore del contenuto interno con delle apparecchiature fatte venire appositamente. Adesso nei prossimi giorni si proseguirà con i campionamenti sia dell'aria che dell'acqua usata proprio per lo spegnimento, ma sono fiducioso che sia tutto circoscritto al luogo del disastro.